Il sogno di costruire un resort, l'amore per Zanzibar e la sua gente che traspare dai loro volti sorridenti e anche dalle parole del figlio che adesso è dei nonni che vivono nella bassa padovana. Tutto si è trasformato in un incubo per Francesca Scalfari, 45 anni, da 20 anni residente nell'isola africana con il marito, cittadino britannico Simon Hood. Convocati in tribunale il 7 giugno per una vicenda giudiziaria relativa proprio alla realizzazione del resort di loro proprietà, scoprono 13 capi di imputazione pendenti a loro carico, tra i quali l'accusa di riciclaggio di denaro che non prevede neppure il rilascio su cauzione. E da allora si aprono per loro le porte del carcere, dove oggi hanno ricevuto la visita di Marco, il fratello di Francesca, che ha appena comunicato da Zanzibar con il legale bassanese che segue la vicenda. Il fratello ha trovato sia Francesca che Simon molto dimagriti, versano in condizioni sanitarie comunque preoccupanti. Francesca è stata spostata, adesso è con 20 donne in un unico stanzone, 15 in questo momento hanno il ciclo, hanno un unico bagno in condizioni pietose, sono rimasti sia sabato che domenica senza acqua, e... però ecco, quindi questa è la situazione sanitaria. Lui è sempre con questi 200 uomini in una grande stanza, sono molto provati, quindi l'appello che stiamo lanciando su tutti i canali possibili è che vengano, domani chiederemo la scarcerazione. Scarcerazione o arresti domiciliari. Questa è la richiesta che domani i legali porranno ai giudici di Zanzibar, fatti che risalgono agli anni 2017-2019, quelli di cui sono imputati i coniugi, che per realizzare il resort su una terra di proprietà di Simon Hood avevano trovato dei finanziatori in una coppia di bassanesi, Giovanni Viale, Liliana e Isabella Ferro. I dissapori tra i 4 soci portano a un processo in sede civile che finisce con una sentenza in favore di Francesca e Simon, che come richiesto dal tribunale versano la somma stabilita su un conto fiduciario appoggiato su una banca di Zanzibar. Nel 2019, racconta l'avvocato Castagnaro, anche l'azione penale avviata viene archiviata. Non ci si aspettava assolutamente, perché i fatti, ripeto, sono fatti che vanno dal 2017 al 2019, non c'è nessuna evidenza nuova, non c'è nessun fatto nuovo e quindi non si capisce come mai adesso improvvisamente siano stati incarcerati. Attorno a Francesca e Simon scatta una gara di solidarietà anche attraverso la pagina Facebook Support for Francesca and Simon. Domani è un giorno importante per loro. All'udienza in tribunale saranno presenti anche l'ambasciatore italiano e un delegato dell'ambasciata inglese.